E ho detto appunto che questo rabbino, questo docente universitario, dice che la Bibbia conosce la clonazione da almeno 4.000 anni. In questo libro il dottor Baccarini ha raccolto tutta una serie di informazioni relative ai testi indù che parlano esattamente dello stesso tema. Quindi da un lato abbiamo questo docente universitario, il dottor Safran, che dice che la Bibbia conosce la clonazione, e sappiamo che il 28 ottobre 2014 il quotidiano inglese il Guardian riportava una notizia titolando un suo articolo "Il primo ministro indiano sostiene che la genetica esisteva già in tempi antichi". Cioè un rabbino importantissimo, docente universitario, e il primo ministro indiano dicono esattamente la stessa cosa. Loro conoscono i testi antichi. Il sottotitolo recitava: Narendra Modi, primo ministro indiano, afferma che la chirurgia estetica addirittura e la genetica riproduttiva sono esistite migliaia di anni fa. Anche il quotidiano Hindu il 30 ottobre diceva: possiamo sentirci orgogliosi di ciò che il nostro paese ha raggiunto nel campo della scienza medica in un remoto passato. Abbiamo tutti letto nel Mahabharata di Karna e se ci riflettiamo ci renderemo conto di come non fosse nato dal grembo di sua madre. E questa è una prova che la scienza della genetica era già presente. Quindi qui siamo di fronte ad un aborto, al prelievo di queste cellule, all'inserimento di queste cellule in urne nutrienti, quindi siamo di fronte ad una gravidanza extrauterina che arriva a buon fine. Questa è la descrizione che c'è in questi testi antichi, che però riportano ancora altri esempi. Quando parlano di questi interventi e di come, per esempio, nella Bhagavad Purana viene descritta l'origine di un individuo, si dice che il testo afferma che a meno che la parte maschile e quella femminile non si uniscano, non è possibile la riproduzione. E fin qui la cosa potrebbe essere intuibile. La parte interessante è questa. Quando però questa unione avviene, nella donna entrano i 23 principi maschili che riuniti ai suoi 23 principi femminili stimolano l'energia creativa. 23 principi maschili e 23 principi femminili. Come si fa a non pensare immediatamente alle coppie di cromosomi, 23 maschili e 23 femminili? Com'è possibile che ci sia questa corrispondenza numerica così precisa, questa descrizione così precisa? E questo si trova appunto nella Bhagavad Purana.